Ferragosto in laguna con la città piena di turisti. La metà di agosto, per tradizione, è anche il momento per fare il punto sul turismo in città, che è ripreso a volare dopo la pandemia. Una situazione positiva anche quella agostana, pure agosto vede un'altissima pressione, non la stessa dei mesi scorsi, quando si era quasi tutto esaurito, ma ci stiamo preparando per un settembre dove andremo di nuovo vicini al quasi tutto esaurito. E se la pandemia molla la sua presa, secondo me, secondo le nostre previsioni, anche ottobre dovrebbe essere assolutamente positivo. Quindi una stagione frizzante in cui Venezia è ritornata protagonista sui mercati turistici mondiali e per fortuna le aziende stanno cominciando a riprendersi. Insomma, il barometro torna finalmente a segnare positivo, forse per la prima volta in modo così decisivo dall'acqua grande del novembre 2019. Ci sono però anche problemi da risolvere. Primo tra tutti, la difficoltà a trovare personale. L'aumento dei costi è stato esponenziale, questo lo stiamo conoscendo tutti anche come privati cittadini, e poi la carenza di personale. Su questo tema che è una coda della pandemia sostanzialmente, della fine della pandemia, io penso che nei prossimi mesi si tornerà a una normalità, mentre invece il problema dei costi non si vede una soluzione. E quindi sì, da un lato è vero che gli albergatori sono tornati ad incassare come un tempo, però è anche vero che si spende molto di più per gestire l'azienda. Dalla Biennale d'Arte, in aprile in poi, è tornato ad affacciarsi in laguna un turismo di alto livello. Un turismo molto, molto bello, molto qualificato, quello che in questo momento sta visitando la città. Merito certamente della Biennale, merito un settembre meraviglioso, come ho detto prima, merito anche della Biennale Cinema e dall'altro lato ricordiamo che anche il Salone Nautico è stato un po' l'avvio di questa stagione così frizzante dal punto di vista turistico. Speriamo che la pandemia ci lasci stare, perché se dovesse in autunno tornare di nuovo, dovessero tornare limitazioni, le imprese con la debolezza che hanno accumulato nel passato avrebbero veramente difficoltà.